Come abbiamo detto, di solito dopo questa prima settimana nella quale uno si concentra sul peccato e chiedere perdono, riparazione, sempre abbiamo finito le nostre preghiere, le nostre meditazioni, diciamo così, confrontandoci con Cristo misericordioso. E abbiamo fatto queste 3 domande: che cosa ho fatto, che cosa sto facendo, che cosa devo fare in futuro. Adesso iniziamo a cercare di rispondere alla terza domanda: che cosa devo fare? E quindi viene qui da San Ignazio messo una meditazione che funge più o meno come una specie di principio e fondamento di tutto ciò che segue, che in realtà è ciò che abbiamo detto di edificare sulla roccia, così come il principio, solo che adesso più precisamente la roccia è Cristo stesso, sono le sue parole, e è il regno di Cristo, è Cristo come Re. Alle volte non viene presentata questa figura di Cristo come Re, ma è così, Gesù annuncia un regno nel quale Lui è Re. Concepirai e darai alla luce un figlio, annuncia Gabriele a Maria Santissima. Lui erediterà il regno di Davide suo padre, il trono di Davide suo padre, regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre e il suo regno non avrà fine. Quindi è molto chiaro che la venuta di Cristo come Salvatore anche ha questa dimensione di Cristo come Re. Sottolineo questo perché non sempre si guarda la figura di Cristo come Re, ma infatti appare dall'inizio così, e anche apparirà soprattutto nel dialogo con Pilato. Dici tu, sì, per quello sono nato e sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità che appartiene al mio regno mi ascolta. E infatti il titolo uno dei titoli nel quali viene deriso Cristo è precisamente il titolo di Re, propriamente il titolo di Re, il INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Inoltre i soldati fanno una beffa di ciò che sarebbe l'incoronamento di un re, e lo fanno mettendogli una corona di spine e facendo quell'omaggio. Quindi, per capirci, l'aspetto del regno, del re, è come centrale nella vita cristiana, nella impostazione che Gesù ha dato anche alla sua propria vita. È certo che quando il popolo ha voluto farlo re, lui è fuggito, ma non perché non era un re come pensavano loro. Ma non vuol dire che Gesù non ha annunciato il suo regno. Infatti la conversione che lui proclamava è per poter entrare nel suo regno. Quindi, e perciò con questa meditazione, perché alcuni dicono, è certo, lui era soldato, quindi tutta quella mistica del cavallero, sì, è certo, San Ignazio aveva questo, ma questo anche c'è nel Vangelo, non è che siamo fuori del Vangelo, come se fosse una specie di reinterpretazione diformata del Vangelo di Cristo. Non è così, al contrario, sarebbe come un ridimensionare il Vangelo di Cristo mettendolo al suo posto. Adesso quindi vediamo che cosa ci insegna a fare San Ignazio. In questo caso usare la immaginazione. L'immaginazione alle volte ci gioca un ruolo
di aiuto. Infatti pensate alle cerimonie liturgiche, agli esercizi popolari di fede che sempre usano delle immagini per rappresentare i misteri della fede. Anche è buono averlo in conto e usarlo bene. Però è molto importante qui chiedere la grazia. Quale grazia chiederò? Di non essere sordo alla sua chiamata. Gesù mi chiama a far parte del suo regno, a far parte del gruppo che lui sceglie, e quindi la grazia che devo chiedere in questa meditazione è propriamente quella, non essere sordo alla sua chiamata, ma presto e diligente nel fare la sua santissima volontà. Penso che tutti abbiamo l'esperienza di quando eravamo presi da qualcosa che ci chiamava mamma o papà per fare qualcosa o per smettere di giocare e andare a fare i compiti, e noi facevamo finta di non ascoltare. E quel fare finta di non udire alle volte capita anche con Dio stesso, come se uno non avesse ascoltato. Infatti qui uno chiede la grazia di aprire gli orecchi per ascoltare. Infatti se voi fate caso, prima di dare il grande comandamento, che è l'amore di Dio e l'amore del prossimo, nell'Antico Testamento si faceva questo invito: ascolta Israele, ascolta, sii attento a ciò che il Signore ti dice. Un po' così faremo con Cristo come Re che mi chiama a fare qualcosa. San Ignazio usa come due parti in questa contemplazione, in questa meditazione. Una prima parte immagina un re terreno, al quale rispettano tutti i cristiani. Osservo che questo re parla a tutti i suoi e presenta così l'ideale come è stato all'origine. Poi si può discutere come si è realizzato o no, ma all'origine quel ricoverare il territorio della Terra Santa per i cristiani è stato come un ideale dei crociati. Voi sapete che i musulmani hanno preso quei luoghi e non permettevano ai cristiani a visitare i luoghi sacri. I cristiani non volevano invadere quella terra, prendere quella terra per loro, semplicemente volevano andare in pace a visitare i luoghi santi, come loro hanno la Mecca. Loro hanno la Mecca, noi abbiamo i luoghi santi. E perciò è iniziata la prima crociata e poi la seconda, eccetera, nella quale si voleva far sì ricoverare quei luoghi santi per i cristiani, in modo che i cristiani potessero almeno andare a peregrinare. Bene, questo è l'ideale presentato da questo re e dice: la mia volontà è conquistare tutto il territorio degli infedeli, pertanto chi vorrà venire con me deve accontentarsi di mangiare come me e così bere, eccetera. Ci sono stati re e anche re santi come San Luigi, ad esempio, il re di Francia, che ha fatto la crociata. Quindi ci sono stati come realizzati in certo modo questo ideale del quale parla San Ignazio. Bene, se uno è cavaliero, pensa
come dovranno rispondere i sudditi a questo invito di un re. Però attenzione, guardate che il re non dice questo è il mio proposito, andate voi. Io vado con voi e voi dovete mangiare come mangio io, lavorare come lavoro io, eccetera, eccetera. E già viene data un'impostazione molto chiara per ciò che riguarderà il regno di Cristo. E poi dice, penso che cosa devo rispondere ai sudditi fedeli a un re così generoso, umano, e quindi come sarebbe degno di essere disprezzato da tutti, considerato un vile, chi non accettasse di cooperare a quella opera. Forse adesso si può cambiare l'esempio, però mi sembra che ancora è valido, nel senso di come immagine, però quando uno guarda il Vangelo di Cristo si trova che c'è quella realtà. E adesso passiamo al secondo punto, che è questo di Cristo come Re. La seconda parte di questo esercizio consiste nell'applicare l'esempio a Cristo nostro Signore. E di nuovo i 3 punti. Se l'appello del Re terreno ai suoi sudditi merita attenzione, quanto più degno di considerazione vedere nostro Signore, Re eterno. Abbiamo parlato che già dalla incarnazione Cristo viene riconosciuto come Re, il suo trono erediterà il suo trono, il suo regno non avrà fine. E come Gesù insegna a entrare nel regno dei cieli e come davanti a Pilato riconosce chiaramente che lui è Re. Io sono Re, per questo sono nato. Che cosa dice il Re? E vedete qui che è una specie di sintesi del Vangelo. Che cosa è ciò che voleva Gesù degli uomini e che cosa li predicava? La mia volontà è sottomettere al mio potere tutto il mondo e tutti gli avversari. Attenzione, perché non è questione di distruggere gli avversari, è questione di conquistarli e farli entrare nel regno di Dio e così entrare nella gloria del Padre mio. Perciò chi vuole venire con me deve faticare con me, perché seguendomi nella sofferenza mi segua anche nella gloria. E questo è chiarissimo nel Vangelo. Gesù ha detto: chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua. Cioè la sequela di Cristo. Si tratta quindi di battagliare, di mettersi nel regno di Cristo, ma come qualcuno che impara da Lui il modo di agire. È Lui che per primo è andato e io devo seguire. Penso che voi avete l'esperienza di salire una montagna o alle volte di andare per un bosco nel quale ci sono dei sentieri. Quando uno perde il sentiero, la traccia, non è facile, ma quando c'è il sentiero è facile alla fine arrivare. E quindi è Lui il cammino, è Lui la via. Penso che tutte le persone ragionevoli e di buon senso si offriranno senza riserva alla fatica. Cioè, se Dio mi invita a far parte, a seguirlo in questa impresa, che non è conquistare una terra, bensì fare che tutti gli uomini entrino nel regno di Dio e così Lui portarlo al Padre. Questo è il desiderio di Cristo, portare tutti all'incontro con Dio. Quelli che vorranno impegnarsi di più e distinguersi in ogni servizio al loro Re eterno e Signore universale non soltanto si offriranno alla fatica, ma andando contro l'inclinazione dei sensi, le affezioni disordinate, la vanità mondana, faranno un'offerta di maggior valore e maggior importanza. Quindi
qui San Ignazio dice che quelli che vogliono distinguersi, fare di più in questo regno, avvicinarsi di più a Cristo, faranno questa offerta. E l'invitazione di San Ignazio a rispondere: che cosa devo fare per Cristo? Quindi è questo. Eterno Signore dell'universo, con il tuo favore e il tuo aiuto, io faccio la mia offerta davanti alla tua infinita bontà, davanti alla gloriosa Madre e tutti i santi e sante della corte celeste. Si immagina che Dio è nel suo regno e tutti gli angeli, la Vergine Maria, i santi è come una corte celeste, cioè il luogo dove abita il Re, siede il Re. Davanti a loro dico: io desidero, mia ferma decisione, purché sia per tuo maggiore servizio lodo, imitarti. Ma imitarti in che cosa? Nel passare ogni ingiuria e disprezzo, ogni povertà. Nel principio e fondamento noi abbiamo visto che uno deve essere indifferente alla povertà o alla ricchezza, all'onore, al disonore. Qui invece San Ignazio ci fa inclinare e scegliere una di queste cose, che non è propriamente la ricchezza, la gloria e l'altro. Però attenzione, si tratta di seguire Gesù. Che cosa fa realmente San Ignazio? San Ignazio ci fa applicare a noi ciò che accade nel Vangelo. Pensate, che cosa ha parlato con il giovane ricco? Il giovane ricco compiva i comandamenti e voleva: che cosa posso fare di più? E Gesù le dice: va, vendi quanto hai e poi seguimi. Inoltre ha detto chiaramente, come già abbiamo ripetuto, ci invita a seguirlo prendendo la sua croce. Chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce e mi segua. E anche nelle Beatitudini chiaramente dice: beati voi quando sarete disprezzati e scherniti da tutti per il mio nome. Quindi troviamo qui, in ogni parola usata da San Ignazio, un testo del Vangelo. Solo che invece di Gesù rivolgersi a determinati personaggi, come era il giovane ricco, come erano i discepoli in quel momento, si rivolge a ognuno di noi e ci fa la stessa proposta. Cioè, dietro a questo invito di Gesù, dietro a questa meditazione, uno non deve fare fantasie come se è un modo di immaginare le cose, no, è una cosa molto concreta nella quale Cristo, che per primo ha vissuto ciò che voleva vivessero i cristiani, perché è così, il rosario che noi preghiamo ogni giorno, Gesù lo ha vissuto. E quindi noi siamo invitati a partecipare, a seguirlo, però con una certezza, che il primo passo del quale abbiamo parlato, del re immaginario che invitava qualcuno, non sappiamo il successo. Invece qui sì. Cristo ha trionfato, Cristo ha vinto. E quindi adesso io sono invitato non che forse riusciremo a, ma sono invitato a essere partecipe
con Cristo del suo stile di vita per anche dopo essere partecipe della sua gloria. Quindi qui troviamo anche quella frase famosa di San Paolo: se con Lui soffriamo, con Lui regneremo. Se con Lui moriamo, con Lui risorgeremo. Ma che non è una fantasia, ma una realtà successa anche nella storia, nella nostra storia concreta. E perciò questa invitazione di Gesù a seguirlo, sia nella povertà, sia anche esponendoci al disonore, alle umiliazioni, possiamo dire alla croce, questo lo ha insegnato Gesù e lo ha insegnato anche gli Apostoli, specialmente San Paolo. Quindi non è che è una cosa strana inventata da San Ignazio. Forse San Ignazio le ha dato questa forma di invito personale del Re a ognuno di noi, però in realtà appartiene a ciò che è l'essenza del Vangelo. E perciò adesso uno deve pensare che cosa deve rispondere a Cristo che mi chiama in modo personale. Cristo anche mi chiama ognuno di me. E perciò dovremo concludere questa meditazione con quella preghiera, Eterno Signore dell'universo, che mette San Ignazio pensando a ciò che noi diciamo qui, che io sono disposto a imitarti, perché quello è l'imitazione di Cristo, non è l'altra la strada. Il cristiano deve imitare Cristo, nella gioia certamente, nella luminosità anche quello, ma anche nella croce per poi partecipare nella risurrezione. Quindi mi sembra che entra dentro della logica del Vangelo, solo che qui inizio a rispondere. Quando uno deve dire, bene, che cosa io devo fare per Cristo che mi ha liberato dal peccato, mi ha salvato, che cosa posso fare? Bene, la prima cosa che devo avere in mente è che sia qualsiasi cosa che io devo fare è imitare Cristo. Imitare Cristo in questi due elementi, la povertà e anche la disposizione a seguirlo nella sofferenza, nel dolore. Poi, San Ignazio, voi sapete che gli esercizi spirituali mettono anche la persona davanti alla scelta di vita, però viene impostata in questo senso: se Dio mi chiama a un determinato stile di vita è per seguire Lui in questo stile di vita. E perciò sarà lo stile di vita familiare, lo stile di vita apostolico, però sempre, sempre è seguire Lui, essere disposto a seguire Lui. E lì comincia a chiarirsi e uno comincia a trovare il suo posto, il suo luogo. Quale sarà il mio luogo? Il mio luogo è accanto a Cristo, è seguendo a Cristo. Lì troverò lo spazio che Dio ha pensato per me.